Al via la seconda corsa dall'Arcoveggio, si passa dai 4 ai 3 anni. Sono in 9 dietro l'autostart, 1 Evan, 2 Elgin Baylor, 3 Emiro Jet, 4 Electra ZS, 5 Hercules Bar, 6 Eiffel Joe, seconda linea 7 Erinna Letiz, 8 Evita Trio, 9 Million Trot. Favori per Hercules Bar e Million Trot, i due più appoggiati, poi Eiffel Joe. Fasi di lancio con la rottura di Elgin Baylor, mentre si lancia in avanti Emiro Jet, al suo esterno subito Electra ZS, mentre sbaglia anche Hercules Bar. Numero 2 Elgin Baylor squalificato. E in terza posizione numero alla corda 5 Hercules Bar squalificato. Più indietro c'è Evan, seguito da Million numero Trot, 7 Rinna Letiz dopo i primi 200 metri, e tanto che Million Trot deve uscire dalla quinta posizione per cercare di non perdere troppo contatto dai primi. Emiro Jet si appresta a completare il quarto iniziale in 29,8. Tanto avanza Emiro Jet a ridosso di Eiffel Joe quando siamo sulla seconda piegata. Continua nella sua risalita, in seconda posizione rimane Electra ZS, mentre Eiffel Joe sopravanza, Million Trot sopravanza Eiffel Joe, che ne vuole prendere la scia. Numero 4 Electra ZS squalificato. Anche di Electra ZS. Million Trot in poche battute si porta a ridosso di Emiro Jet e se ne vanno gli 800 di gara in 1-1-7. All'esterno anche Eiffel Joe e Evita Trio, mentre lungo la corda segue Evan. Si accoda in seconda posizione Million Trot, mentre Emiro Jet continua a fare corsa per proprio conto, fin qui completa in 1:17,5 i primi 1000 metri di gara. Emiro in vantaggio, Million Trot in seconda posizione, poi vediamo ancora il tentativo di Eiffel Joe, 400 al traguardo, parziale ora in 15. E siamo a metà della curva finale con Eiffel Joe che si ripropone, va su Million Trot che è sempre in seconda posizione ma è un po' in difficoltà. Emiro Jet in vantaggio all'ingresso, addirittura 3 lunghezze di margine sui rivali. Emiro Jet in grado di accelerare ancora e di venire a concludere netto vincitore. Emiro Jet con Lorenzo Baldi in seriolo, secondo posto per Eiffel Joe, al terzo dovrebbe essere ancora Million Trot, ma lo avvicina comunque Evita Trio. 1:16,4 il ragguaglio conclusivo, la vittoria per Emiro Jet e Lorenzo Baldi. Il training dello stesso Lorenzo Baldi per conto del signor Vincenzo Giannella. Andiamo a rivedere le battute finali. Emiro Jet non si lascia mai avvicinare, il secondo posto sul palo è per Eiffel Joe, al terzo ancora Million Trot, vedete che si salva dal finale di Evita Trio.